Il comune di Ponzano Veneto dal 1999 ha avviato un patto di solidarietà con il villaggio di Katoma, a 10 km dal lago Vittoria, in Tanzania. Questo dopo la lunga amicizia con padre Metodio Chilaimi, oggi vescovo di Dar es Salaam. Dal 2004 inoltre l'associazione Milo Burlini ha ideato il progetto Le mie mani per Katoma a sostegno dell'economia femminile, raccogliendo fondi anche grazie alle esposizioni e alla vendita di alcuni articoli realizzati dalla scuola di ricamo e il laboratorio abiti d'epoca dell'associazione. Questi fondi sono confluiti in banca e le donne hanno potuto chiedere il microcredito che le ha portate a costituire una cooperativa che si chiama Sima, che in Swahili significa gratitudine, e che le ha portate a comprare macchine da cucire, tessuti, eccetera, ma anche avviare delle attività, oltre che sartoriali, di allevamento e di coltura. Ecco, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le donne possono mantenere la propria famiglia, perché lì l'uomo è sempre abbastanza defilato, cioè è la donna che sostiene la società africana, questo ormai è una cosa nota, no? E in più, grazie a questi fondi, possono permettersi di mandare a scuola le figlie femmine, perché è importante che che questa istruzione sia portata alle donne e quindi in questo modo possano emanciparsi da un destino che non è sempre molto felice nella società tanzaniana, soprattutto per la donna. Attualmente le donne sono divise in 3 gruppi all'interno di questa cooperativa, sono circa 150 e questi nostri contributi hanno notevolmente migliorato il loro tenore di vita. Anche i bambini della classe terza della scuola primaria di Merlengo sono stati coinvolti nel progetto Alla scoperta del nostro comune per conoscere la solidarietà. Che li ha visti protagonisti di un percorso di conoscenze geografiche, storiche all'interno del proprio comune e li ha portati ad uscire dalla comunità locale per arrivare fino a Katoma. Siamo partiti dallo studio del nostro comune e abbiamo scoperto i cartelli stradali che indicano Ponzano Veneto e anche Katoma. Abbiamo visto nel giardino di Villa Cicogna una bella targa con scritto Katoma, patto di solidarietà. A questo punto ci siamo posti tante domande. Che cos'è la solidarietà e che cos'è Katoma? La solidarietà è amore, amicizia, donare e tante altre cose. Abbiamo scoperto Katoma attraverso le foto che la maestra Etty aveva ricevuto dagli amici di padre Metodio. Abbiamo descritto gli aspetti geografici e le abitudini di vita, ma soprattutto abbiamo raccontato come vanno a scuola e cosa fanno i bambini della nostra età. Cominceremo a conoscerci meglio attraverso padre Metodio e alle lettere che cominceremo a scriverci, cominceremo a scrivere ai nostri amici della scuola primaria di Katoma. Continueremo il nostro lavoro facendo un libretto su Ponzano Veneto e lo daremo ai bambini di Katoma per conoscere come viviamo. Ma soprattutto stiamo aspettando che arrivi padre Metodio il 7 settembre per conoscerlo e perché ci parli ai bambini di Katoma. Con l'aiuto delle foto e di ciò che ci ha parlato la maestra, abbiamo scritto la storia sul villaggio di Katoma. I disegni svolti rappresentano gli animali dell'Africa e abbiamo disegnato antilopi, zebre e giraffe. Mi è piaciuto molto fare i disegni e ho provato l'emozione
di scrivere al computer la storia di Katoma. A noi è piaciuto molto fare questo lavoro perché abbiamo fatto dei bellissimi disegni, ma soprattutto perché stiamo conoscendo i bambini di Katoma.